Sposalizio a Sagra della chiesa di Sant'Angelo, no? Si vede qua a barca, la stanga si è piantata e piantandosi a stanga non stava buona di levarla, che sono andato io la stanga, una tusa che aveva 17 anni, 18, 16, 17, la stanga, e sono andato io la stanga che si è cascata in acqua e la si è nega. Quant'anni è parente di Gioacchini Artuso, sempre stata la sorella. E veniva da dove? Veniva da Artusi, veniva verso la chiesa per vedere gli sposi. Questa barca? Questa barca, 28, 3 e stai. E una di queste, qua stanga, per questo per dire, la stanga è pericolosa. C'è una vela adoperata? C'è una vela adoperata. A barca? Perché la tecnica bisogna fare un po' di pratica, tanto per corrente del SIL. Se riesce a alzarla di qua? Sì, noi invece dobbiamo per spinta ora. Era là dove è il pericolo, quando si pianta l'acqua per terra, no? Che è la fossina sotto, si pianta per terra, si trova un punto dove che c'è un fango che è denso, che sta secco ogni volta che uno dà quello che si è detto, che sa che è che l'hai colpito, no, dando che è colpito, là sta nessuno. Mentre se lo tira un po' qua a volta, le volte ti tira via e resta piantata. Poi trova una radice a legno e poi trova una roba che si pianta. Verso su? Sta sempre sotto riva, insomma, per andare bene. Perché? Tanto viene su che viene su per la corrente e anche per il fondo, perché il fondo è godeato e anche con 2 metri di alto sotto riva si corre e non ti resta fuori. O 3 anche te resta fuori, sotto un metro già più sotto riva. E potete attraversare? E per attraversare te giri un poco e ti dà una spinta da una riva e te va dall'altra sponda. Ma io da chi devo imparare ad andare in barca? Scusa, Butteo. No, ieri qua tutti tosati, no, arriviamo sempre su sì, no, la mattina e la sera, ma ieri Artusi che aveva la busa qua, che viene a tossere l'acqua. Su sta casa? Qua, su questo punto qua proprio, qua io aveva messo una botte, no, vecchia, io aveva fondata, io ho messo dei pironi sotto e l'acqua che veniva su dal torrente che veniva su da qua, andava dentro e era bella pulita l'acqua. Mi ha tosse l'acqua qua, io tutti tanti limpida, era limpidissima l'acqua. Ah, proprio così, addirittura... Eravamo no, tanto qua a questo punto qua, dopo no, arriviamo qua mattina andiamo dottrina, dopo veniamo qua andiamo no, fino ai 9 e 10 siamo dentro in acqua, penso, si è messo da poco su sì. Io vai a imparare a nuotare qua praticamente, fin da CEO. Ma che tecnica di nuovo? Ah, no, sempre, vediamo che altri grandi e dopo no, tanto anche cosa, abbiamo a Cisa Sant'Angelo, Angelo Campaner, il portone Modesto, tutta la compagnia, il poro Ferruccio, Pavarino, tuo parente, cugina, cosa non vanno a casa mia, io andiamo sempre ai mulini, Raffaello, mai sta. Ma adesso che, cioè, Guerino era un nuotatore, e anche se è andato con le Marina, io era di Marina, ma non avevi paura, insomma, di leptospirosi? Roba del genere? No, neanche se sogniamo di che roba, neanche non sapevamo neanche cosa era leptospirosi una volta. E sì, era per dei cani una volta, perché non era anche una volta, forse qualche uno non sapeva neanche che la leptospirosi che era, insomma. Ma come tu te non avevi dentro invece? Sempre, eravamo che 6 e 7, eravamo carestiato capobanda e che andava a fregare che a baracca di condotta, andavano sul torrente che ti dicevo che sai che andavano a arrancare che fregava la barca di condotta, dopo andavamo a fare e mi portava da te. Non capivo, ma e come mai che adesso che c'è leptospirosi non si può più nuotare? Dice che qua non si può più fare il bagno? O che c'è qualcuno che fa il bagno ancora? No, non c'è più che fare il bagno, gente. Io sempre da lavarmi su Siccia, quando mi stavo sulla villa, a parte da 23 anni, a sulla villa qua. Andavo all'amorosa la sera, mi andavo a lavarmi alle 5 della sera, andavo a fare il bagno su sì, sempre, e dopo andavo via, su sì, sempre fatto il bagno là. Da che stagione? Cioè adesso parliamo. Partimmo da prima maggio, con gli Armeso, e dopo fine ottobre si andava. E in più che era Artusi che veniva anche qua, che aveva messo... Sì, qua Artusi aveva messo una botte, che aveva fondato una botte. Il periodo che noi aveva la pompa, e l'acqua viene a tossire qua per bere. Era acqua pulitissima perché era Genio Artuso che teneva pulito tutti i canai qua, tutti i canaeti, era piccola. Ma che canai eri? Era dei canaeti che erano in mezzo al paese. Al paese.
e tutti i canaiti in mezzo e poi era dito, Ieri i canai da Fossi che veniva dalla campagna? No, i canai del Sile qua, sempre, veniva l'acqua del Sile, veniva dentro e andava su, passava per dentro qua e andava fuori per qua. Ma era naturali sui? Naturali sui, era tanti anni, io intanto li puliva, li nettava sotto, li tagliava tutte le erbe dalle parti e era uno spettacolo. Nonostante che dopo era il puntino dove chi lavava tutte le femmine, era un puntino dove che tutte le donne lavava i panni, insomma, tutte le lisce che faceva il condotto aveva il puntino per la parte di qua e tu si per la parte di là, dopo c'era anche altra gente che veniva a lavare perché gli era aperto e lavava tutti quanti, anni e anni d'estate. Che facevi ora queste femmine? Com'è? Andava a lavare che aveva il lamporno. E aveva il famoso lamporno, non so mai visto il lamporno, perché aveva il lamporno, era sempre a lamporno, 2 o 3 che non era lamporno. E andava a lavare là, e solo, non era rubinetti di acqua, le cose, era tutto così. E comunque l'acqua pulitissima, non era problema, addirittura si beveva. Bevevimo l'acqua noi bevevimo altro che leptospirosi, bevevimo l'acqua, io bevevo tante volte l'acqua sul ciclo, in sede volte si vedeva l'acqua. Non era gli allevamenti che c'è adesso, quello del Canisano per esempio, quello che infettava l'acqua, perché tutta la cosa dei trotti, tutta quella roba che vede, anche il pesce, no? Infatti i temui che ne vive più, appunto per quello, appunto per quello, perché quella roba che butta sulle trotte, che gli escrementi di più a prolificare. Ma gli escrementi o medesimi? Gli escrementi, mica ho parlato con gente che si intende, gli escrementi di trotta, gli escrementi. E temo, dopo che ne siamo morti a quintali di temo quando chi era, no? La peschiera. Ma i pesci tipici ora del Sil, quali saresti stati una volta? Prima dell'inquinamento. E l'usso, era i lussi, era bisate, e scardoe, e tinche, e a carpa, e cavedano che sarebbe squaglio, diciamo io squaglio. Ma che c'è anche adesso questo? Anche adesso che c'è poco, che c'è meno da adesso, una volta che era. Ma pensi che era una volta che adesso non c'è più, che ne sei? Adesso che pensi che non è una volta, adesso non si troveria, oddio, che sia ancora avvisata, che qualche bella avvisata, che ne sei anche di 1,5 kg, per esempio, altri 3 anni fa non c'è una pesava 2,5 kg, 2 kg si fa su qua a canna, c'è qua a canna. Sera. Ma ora no. Non è vero che non c'è più pesci sul sito? No, che ne c'è ancora pesci, ma non come una volta, insomma, ecco, non c'è come una volta, c'è ancora pesci, non c'è che cosa. Beh, più che sia che lo scardo è ame, insomma, ecco. Una volta che era più pesci. No. Russi, che era, perché era più pulito il Sile, l'acqua del Sile era pulita, una. Dopo secondo era sempre nettava i canaeti, che era qui che nettava i canaeti di qua e di là. Ma per chi le nettava questi canaeti? E nettava, allora gli teneva pulite per via anche dei paeri che ti portava dentro tutto sto strame che strame per potersi muovere dentro poi lui tagliava strame bello, pulito, capisco che era l'acqua bella nita, veniva su della roba che lo pigliava la maniera delle bestie. Ma sui canaeti ora si muoveva sui canaeti con le barche per andare a torre costare il motivo si teneva su queste canaeti per andare a torre sto strame con le barche. Ma ora a causa del sporcizio di adesso, qua è sia? Che nessuno più, il palude è stato abbandonato da tutti. Nonostante questo, purtroppo. Questa è una delle cause. È a causa che succede quei cosi di acqua, che a piena di acqua, cosa succede? Adesso quei contadini che tutti i fossi, una volta gli puliva, non pulisse più i fossi, no. Il resto è così. Era una volta restavano migliaia, milioni di cose, di metri cubi di acqua fermi per i fossi. Invece adesso deve essere diversa l'acqua, tutta su Sile, sì, dopo 2 ore che ha piovuto si ingrossa, perché scorre tutto dentro su Sile, se sarà cancello. Ne presto io stasera. Vuoi fare una fotografia con Befana? Qua Befana col Sile. Su Sile, io Brusa Befana. Io porto un'idea di Sile, con la barca del Modesto, che era la barca. Barca che ha Sile. No, non te vai in acqua, dico. Perché siamo in 2 grossi? No, ci ha messo un. Beh, sta sentando.
Cortese Master Baltina? Sì, un po' robattina, no. Adesso che barca che Adesso andiamo a vedere un attimo, andiamo a vedere, mi schia questa, andiamo a vedere, non può venire 5 minuti. Adesso finisci di raccontarmi ora. Ma ora i fossi una volta ieri pinetti o più sporchi? I fossi erano tutti netti, anche quelli di campi. Ma e una volta succedeva? l'acqua là si fermava migliaia, milioni di metri cubi di acqua, stazionava e dopo lentamente e veniva sopra il Sile. Ma se era pinetti, no, era puliti, i fossi teneva, i fossi teneva tanto, dopo i fossi li pipoi, e se poi li stropai. Chiudono tutti i fossi e cosa succede? Che l'acqua si riversa tutto verso o un fosso solo, va tutto là e qui porta giù, va dentro sul corrente subito. E ora il corrente si ingrossa perché io non gli dai l'acqua alta, si ingrossa l'acqua. E ora stazionava l'acqua, stava dei giorni ferma, e andava su pian piano, andava su pian piano e andava su sì. Invece adesso non ha più posto stazionabile, che corre quando già trova. E così non succede solo da Vanati, succede anche a Firenze e l'Arno, perché si ingrossa? Appunto mi parlavo con un toscano e i fossi li stroppai tutti. Ovvio, ma in più aveva una funzione anche il paiù che era del mio netto dell'acqua. E scoiava anche qui, benissimo. Ma ora di solito adesso diciamo che dopo una brantana che c'è più pericolo di si ingrossa e si ingrossa e Sile, una sequia, una storia sequia che non staziona. Un'altra storia sequia da centrale che si su qua, ce n'è una a Silea e un'altra su qua dopo di San Martino, perché di San Martino è lo sfogo, no? Di andare. Ma poi non ha tanta acqua di cos'ha, però bisogna che tenga un po' su perché sennò se io rimuovo tanta acqua, qui a centrale prima, non ha andare su qui, gli ha andare su sempre qui aggiusta chi valori e si innamora tanto che torna in giro venendo in centrale a San Martino. Però per cui l'acqua nostra qua stinta da solo avanti anche una giornata e mezza, mentre che una volta in 3 ore, mentre che in 3 ore l'acqua andava su, hai tutto capito? Sentiamo. In fondo da giù dal ponte, no, bisogna che parti da Badente, ora partiamo da giù da Moea diremo, no? No, sono da Moea. Venendo su i Baldenti, dove c'è i Baldenti, da Cavaggiara fin adesso il 1949, 47, 49, dopo è chiuso tutto. Io arrivai fin su di Adrada, quasi da Rio a Cesa Sant'Angelo, e gli cascava tutto perché su di Cesa Sant'Angelo una volta quando l'acqua gli era bassa quasi si poteva attraversare il Sile. Perché sì, perché era una cosa fatta tutta a un po' lungo così, e era tutta a rive. Io mi ricordo che era giovane, se smontava quasi mezzo il Sile, era mezzo metro di acqua, poco più, se montavi solo a queste dune che erano mezzo il Sile, più su di Accesa da Modesto, poi attraversare il Sile quasi. No, insomma, era dei buse, però queste qua gli accavavano, si fondono a 7 metri, qua erano altri quasi, sfondo sì 7 metri, e andando su se devavi eseguito quello, io li paccava su a Giara, gli portava a casa, gli vendeva, col balcone veniva su, gli levava la mano. Chi saresti? Zanini? I Zanini. Qui a casa in fondo. Chi sono morti invece i Zanini, adesso sarebbe qui tenete dentro in mia stradea. E con cosa la cavavi? Gli accavava, qui è una fotografia, da vita. Può darsi che la gabbia di Zanini? Non so, e può darsi che la gabbia sì. Io ho un paio lungo 8 metri, un trave lungo 8 metri, e in testa che aveva come che aveva una cosa da sappa, ma davanti era come uno schirae, era uno schirae di rete di ferro, e cavava a picco sto trave così, no? E si piantava per terra, e dopo io avevo una zappera, no? E io avevo un vericeo, e gli dava 2 scosse col vericeo, quando che pareva che già era pieno, gli dava sto vericeo con una corda che e tirava su sto paio con sto coso carico di giara, io girava e era il barcone in parte, io rabaltava così, io girava e gli buttava sta giara sul barcone. Quando il barcone era carico, dava a casa, io ripartivo la mattina alle 7 e quando ero già sul posto del lavoro alle 7. E 11 mesi, un botto di mezzodì, io ero già carico, io il barcone. Andava prima a fare il calare, non stavo sul piave. Facevi presto. Ma fino a quanti anni fa? Adesso è 47 la figlia. Appena dopo avere.
Sì. Che andava lui per costruire la città? Sì, portava sto carrito di gialla, era poco, ma insomma... era da soli praticamente, non operai? No, aveva un operaio, aveva un uomo insieme. Era in proprio, insomma? In tre, sì, proprio, e i fiori in casa, e aveva due fiori, era Piero e Coso, Piero e Ugo, Ugo è morto. E ora io rido a casa, uno andava via col cavallo, lo portava a destinazione stare. E qui a casa invece aveva dei grigli di ferro e passava sta giara più fina, più grossa, e a sabbia e tirava fuori tutto che lavora a mano, sempre a mano. Da cani? E poi caricava sto cavallo e ciappava a suonare così, viveva così. Che mestiere si chiamava? Come si può dire? Cariotti, così era? Io dicevo i cariotti, ma i cariotti ieri i granelli che io li portava via la roba. Sì, si trasporta. Ma lui come lavoratore di ghiaia? Perché stai come indietro? Come se gli stai i cavatori di gara, insomma, qui sono proprio i veri cavatori a mano, insomma, degli Ma altri. mi ha detto cosa mi eri sotto Non so adesso. ma ascolta, che differenza che era invece del metodo rispetto a Euri qua? Adesso il metodo meccanico. No, i bettetti. Ieri sai in attività i bettetti. Ma i bettetti aveva un aspiratore, in primo tempo che aveva una cosa che siava su con un careo e tirava su un filo, e dopo invece il vigno fuori la moda dell'aspiratore, gli aspirava la giara da sotto, aspirava per mezzo di un motore, un tubo, e tirava su tutta sta giara. No, non l'aveva fatto tanti anni di attività. E dopo sì, io non ho fatto tanti Hai anni. cominciato dopo la guerra? Ma io potevo avere la possibilità di aver cavato tutto il fuori fino alla Cisa, potevo aver cavato. E invece perché si era fermato? Perché gli uomini costava massacari, che qua che là, e cioè era io solo, e aveva due uomini, tre. Un po' di impianto qua. Era tutto l'impianto, e dopo... Che siete andati in casa per niente? C'è poi tutti i macchinari. appunto, e aveva una cosa. Quanto era tanto sto amico? Quando sei rimasto? 3 anni. 3 Ah, anni. guarda sì, era quella vivo evento. Ah, se sì. c'è poco che mi interessa. Ah, se io era vivo, io sì che avevi un quadro di roba. C'era la fuori che è famosa carta, insomma, che ora battata e mi spariti. E sul Sil, cosa che era ancora sul? Beh, nel lavoro su Silvi era altro che io non era. Pescatori, chi era pescatore? Ah, un pescatore, cioè il vero pescatore era Minigo Caiu. Ho detto Caivo. Minigo detto Caiu, è un altro nome, Minigo Caiu. Io stava, qua la cosa stava a San Giuseppe qui. Qui la mattina veniva fuori, qui era le 5 e andava a pescare. Cioè aveva 4-5 fiori da mantenere. Qui era 10 mesi, veniva a vendere il pesce per le case, qua a Sant'Angelo, andava per le case. E dopo veniva a bottega, che mi zio aveva bottega a Casolini, e veniva a bottega e toglieva i risi, toglieva la pasta, la roba che io correva, che portava a casa da mangiare i tosati. Qui era la sua vita che io ho sempre fatto per 30 anni, fa conto, sempre fatto che la vita è. A mattina io era nebbia, e perché io mi sono Minigo Caivo, perché era anche con la nebbia. E qui io ciappava pesce, cioè, la mattina aveva sempre mare di 4-5 kg di pesce che ciappava, E il cognome come era questo qua? adesso non so dirti. Boscarato era o... No, ecco, Boscarato è un altro. Era un altro pescatore che pescava, che era stato San Giuseppe, che era Boscarato, che si sta giro di Albino, qua Boscarato. Dopo che era misura. Abbiamo fatto il genere da chiudere già. Una stanga trovo subito. Abbiamo io diceva da fare una fotografia. Magari tirarla su, vero? Magari sei era viva però, sì. No, è stato un muro quello, era stato dopo del muro. Ma si può sempre fare eventualmente piantare dei paetti fotografati di qua sopra. Panoramica, la strada. Esatto. Era dove che collava la strada. Adesso ora passiamo, ora abbiamo detto dei pescatori, Caivo, era qua condotta, era una condotta? Sì, dopo che era pescatori di mestiere, lui era pescatori, era Genio Artuso, pescava per casa, ma pescatori di mestiere, su Silvi era meglio Caivo. E basta. Pochi praticamente ieri pescatori. Sì, era Misio Remo che pescava anche io, Misio Remo Massaro che era in ferrovia lavorava, ma io ogni mattina andavo con lui in barca, portavo in casa 4-5 kg e pesce ogni mattina. Sì, poi era una facilità del preso, mi ricordo da Decio che mi contava Genio Artuso, e diceva che io avevo voglia di mangiare bisata, bastava che mi messi un attimo o qua a Fossina, o quel Bartolè mangiavano qua a Fossina, soprattutto quando ti tagliava poi un distà. Che restava poca acqua così sola e buso e invece faccia avvisata passina la sera e adesso non si è più così no perché che sei Perù o perché non si più bisate? Manco bisate intanto, non manco bisate, non si più qualcosa
poi tutti questi tocci, sti veni che viene giù, queste roba che viene giù dai canaiti, per dire dai canaiti, che viene giù di tutto, perché viene giù tutti i lava, i tovigli, tutti i veni. Ma l'inquinante maggiore, la cosa sia l'inquinante maggiore del Sile, cosa c'è che inquina di più? Secondo me sono i giri detersivi, che è roba che bisogna vedere. L'aeroporto inquina? Io gli scacca l'aeroporto che sono Guidandosi le ciasse sì, adesso c'è un po' di tempo che ma una volta serviva tanta roba del Io insomma sul Sile che ne c'è pochi che lo fa più adesso. Tu sai che vai a imparare nuovo sul Sile? No, perché nell'acqua è fredda, già posso dire. Adesso non te che saresti più o fino in anno alti? No, ma sto in Pagani. Ma io invece perché aveva 7-8 anni mi ha detto. Beviamo l'acqua una volta non arriva, l'acqua del Sile beviamo qua. Boh, passiamo al suo mestiere, caccia. Qua che era cacciatori come ieri, perché avevo letto che via che viene da ferrovia, gli altri cacciatori cacciavano così perché ieri i cacciatori che venivano tanto. Era cacciatori o no? Io era il pramasso, qui si chiamava il pramasso. Cosa sarebbe? Era tutto quel tocco del Paiù che parte dai Sbarre e che va a finire al ponte di Ottavi. Era tutto Paiù questo. Destra e sinistra, insomma, del Sima, a sinistra era di più. Là era una gran palude e cali usate. A destra praticamente, sulla riva destra del Sile. Beh, andando giù, andando giù. Sì, ma del Sile era destra. A destra, sì. E come chiamavi? Il Pramarso, qui si chiamava il Pramarso. Cioè sarebbe stato un Paiù, prato, marcio. E gli chiamava Pramarso. E dopo sto qua, che gli chiamava Estrico. Pisò, che gli chiamava il Paiù del Leone. Quindi tutti i nomi che hanno i calciatori, insomma, no? Perché? Non so il perché gli mettesse. Pramarso gli era quello, Estrico gli era sto qua, gli era sui Beccanotti, questo era un posto del Beccanotti, del Beccaccini. Era un secondo fase di parlare, ero qualche bravo. Ma parlo chi girava e poi mettersi con le bestie perché in Italia più per non fanno qua. Pasquale, io ero chi girava. Ma pare che roba saresti in Beccanotti? Beccaccini, è sembrato come fa conto più piccolo un Boise, sarà. E che sarebbe ancora questi Beccaccini? Era il Pramarso. Era il Pramarso ed era il Paiù più da Anare, da Creque, Sassegni e Fuighi nel freddo del gennaio, in primavera erano tanti fontanassi. Erano tanti fontanassi? Sì, erano tanti fontanassi. Io un po' così, via. Fin quando? Era fino a primavera che si sparava fino a marzo, no? Ecco, dopo invece non si sparava più, si apriva a agosto. Era agosto e erano i Beccaccini, era anche Beccaccini anche a, ma dove era il posto più bello dei Beccaccini era questo qua, Estrico, era questo qua, dove avete avuto che era il canaetto che andava dopo guarda il paure con dove era perché era lungo e stretto, Strico. Sì, era dopo sì, Strico. E dopo che altri invece quello del Leone, il paio del Leone si è staccato da Drio a Villa. La villa qua, per il tocco che c'è. Ma a parte di Agra? No, a parte di qua sempre. Sempre a destra. Sempre a destra andando su. E sul Paio del Leone cosa si pescava? Là che era anche arrivava a Anare, arrivava a Osei, all'inverno arrivava. Aveva Fontanassi, c'erano pochi Fontanassi. No, ancora. Da Drio Villa Letizia era 03. Prima di arrivare a Villa Letizia a destra, che fuori Fontanassi e sul Paio del Leone, che ancora. Ma questo seria il Paio del Leone. Il Paio del Leone. E che altri invece il Pramarso, e mi diceva tutti chi usai nel comizio di Medanovo, e poi mi dice anche in italiano. Saria Garinella del Palude, saria Sfoglio, che non ha detto Sfoglio. La Sassegna, la Savoia in italiano. Il Masurin che chiamavano altri saria Germano Reale. Come si chiama? Masurini. Germano Reale. Che era? Anche i Masurini sono rimasti stai pazzi. Sì, perché non ti senti piacere, mettete proprio sedere. I Masurini. Dopo che era, cosa vi era? Fulaga, che si chiama Fulaga in italiano. Ma tante qualità di Osei arrivava. Altre qualità. Dopo arrivava. Dimmi. Sì, Fossana, era Fossana, il Porciglione, il Beccaccino, il Beccanotto, e dopo che era anche il coso più rosso, cosa si chiama? Il Moreton, il Muriglione si chiama in italiano. Cioè, tutti gli anati diciamo. Tutti anati di Palude, insomma, ecco perché i cifrati tutti, di volte veniva una nata che veniva a Osei
di questo di le volte veniva delle annate che magari passava meno. Ma fino a quando che era stipito? Fino a guerra, dopo la guerra, fino al 47, 48. Dopo che cominciava a creare? Io cominciai a creare, cominciai a fabbricare, non aveva più la possibilità di saccarmi perché sa come che secondo che... Cioè non so se posso aggiungere qualcosa, praticamente secondo me non mi va a caccia se stato anni non avevo più, per cui non mi interessa più di tanto. Sono animali, secondo me, perché non esempio? Perché non ha più l'habitat da vita, insomma, a un certo punto non trovo più né da mangiare né da pascolare. La parte, diciamo, cioè la ragione di vita e di pasto di questi animali, cosa era? Era la palude perché? Perché ogni anno la palude veniva rinnovata. Cioè il fatto di tagliare le erbe per fare poi letto alle bestie, veniva fatto il famoso strame, no? Era una possibilità che veniva nelle alte e nelle basse di acqua, il palude veniva a galla, diciamo, no? E era tutto sto fango, sto pacioro, cosiddetto, no? Che trovava i vermi, trovava i vermi da mangiare, capisci tu? Invece adesso questo volta il paese nasce, muore, il cascasò nasce qui no, andando sotto Sintana Paltegani, bestie, quindi il fatto che il paese noi lo guarda più se anche ma ci trovate un danno sia per la caccia sia per l'inquinamento. I canali venivano aperti, cioè i canali di sfogo che andavano dentro i fontanacci, perché tutti i fontanacci che aveva in genere lui era collegati tra di loro da piccoli canaetti e dopo si mettevano nel corso del fiume, no? O addirittura era sto gran fontanasso collegato col fiume. Che con la barca andava dentro, e lo stesso contadino che andava, cioè il contadino, il proprietario che andava a tagliarsi le strame, ne mettavano il canetto, e il canetto lo mettavano anche il pescatore perché andava a tendere i bartolei, allora qua Sapa andava dentro, lo sfondava, allora lo puliva perché era un ricambio di acqua, e si gastrofai tanti canetti. Ma e ora ascolta, ma adesso che non c'è più il contadino, a stoppare bisogneria stropparlo praticamente? Stropparlo, cioè... O cosa si può fare? O è un danno stropparlo? Come chi fa qua in vicino? Quando che piove, cioè, sentite stroppi qui... Cioè il fatto che adesso continua a bonificare ancora il paese, è un danno o è un bene? No, è un danno. Perché è un danno? Perché prima era un fosso che era largo 10 metri, adesso si riduce un fosso che è largo 5 metri, e per scudo di queste acque non basta 4 metri, che ne vuol dire 10 metri al momento che si ingrossa. Dopo il problema è Venezia, no? Gran parte del problema è Venezia. In Odi dice, dopo la seconda volta dice che non è vero, ma in effetti ha bonificato un sacco di barena e gli era sfogo del mare, non l'acqua è da Venezia. Gira. E quindi adesso bisogneria salvaguardarli, questi paesi che sono rimasti, ma allo stesso tempo bisogna anche fare una manutenzione, come che dicevi? E chi la fa la manutenzione? Chi la fa? Nessuno. E dopo un'altra cosa importante che serve a dire del paese, diciamo, la riproduzione di tutte le zanzare, da dove vengono. Non è che va a buttare il DDT su quegli albaretti che arriva a strada, quando che ha 6 miliardi che nasce ogni giorno. Sì, la vivovi resta perché e cosa bisogna fare per eliminarlo? Perché in Italia per lui, in mezzo che roba che resta, quel marciano il paese, se no chi passa quel marchio e rovare il paese, è a fondo. Sì, vabbè, ma se ti errori il paese, addio pesci. No, sarebbe da irrorare tutto cosa. No, addirittura il fatto è contro i pesci. Sì, è terribile. Cioè se ti leggi su tutti gli insetticidi, prova a guardare, non toccare l'acqua. Certo che i pesci sono una bestia delicatissima, perché se manutenzione sto paese o te lo stroppi. Se ti sporchi un masteo da varachina e dopo tu lavi, ti una lavare, ti butti dentro l'acqua la notte, metti dentro la trota, dopo 3 minuti la trota. Questo è vero. Ma in ogni caso se fosse pulito, che se ne un ricambio di acqua continua, non marcisce più, non marcino più, non muore più. Perché la larva del coso, se non erro, mi pare nasce proprio sui marcite, non sull'acqua morta. Ma una volta che era, ad esempio, che era più paese, che era mai aria, mai stata? No, aria non si è mai stata, zanzare io, un poco troppo. Adesso per esempio che abbiamo qua noi altri, che abbiamo dei bissi neri, dei bissetti pigui neri, e dopo pranzo non ti pongono sull'orto, perché te magna, ti fa delle taglie così sulle gambe, ma migliaia, e non sapevano da dove ti vengono i bissetti neri, non si sa che roba. No, se si buttava sull'erba, si giocava da tutta la sera, poi condotta io tu si sentai fuori sull'erba, adesso che bestia te magna, perché se sul collo del sole, finché il sole, quando che sia a mezzogiorno, a 11 mesi, a mezzogiorno ai 3 migese. Dopo i 3, se te da su l'80, te salvi, se no te magna,
Poi nei momenti dove ho finito, una roba importante che riguarda il Perù, che sarebbe interessante era fotografarsi le gare in Corea, patte. Infatti adesso fate tirare fuori, sono andato a intervistarlo che mi raccontava come che lavorava, ma non le trovavi, ti trovi se no te può fare. Patte c'è oggi importantissimo, addirittura trovando non perde a mettere via per questo museo, non so, si farà un museo o cose. E le la trovare dopo. E che ho telefonato agli altri, mi ha detto che le la trovai una. Ma che era cugino? No, Gino, Genio. Però non è Gino, può darsi che Gino legato, perché Gino era il conservatore, Gino. Anche a NASA. Io già che trovare anche Gino. Boh, e ora adesso pescatori, abbiamo detto cacciatori, adesso che ne sono ancora cacciatori qua sulla zona, cioè si caccia o non si caccia? Ecco, cacciatori del Sile di una volta, che era Tony Aseo, Genio Artuso, Capiasso da San Giuseppe, i tre più vecchi, e il dottor Beoni, qui che cacciava nel Sile una volta. È interessante dire che questo, dopo si arriva, veniva dalla città e veniva qua a cacciare. E poi lo Carestiato. Suo padre del Polo Remo Carestiato. Poi lo Carestiato, gli erano di vecchi cacciatori. Un professionista, insomma. Professionisti, cacciatori, insomma, tutti qua proprio io Aseo, viveva qua a caccia? Io non viveva qua a caccia, ma insomma era qui che cacciava più logre di tutti, perché una volta la lontra io cacciava era che altri animali che era la lontra nel paese nostro qua, Misio che ne cacciava 4, Tony Aseo che ne aveva ne coppa 6 o 7, e ne pesa una che pesava 18 kg. In quanto tempo le pescassi? Io ciapava, fa fondo una o due all'anno, io ciapava. E dopo veniva anche sempre prima della guerra questo? Sì, prima della guerra, questo parliamo del 1932, fa conto, 34. L'ontra nel Sile. Ne era una anche qua, davanti di noi, altri là. Dopo la guerra ne era una. E dopo che altri animali che era, tipo acquatici? Nel Sile acquatici più io sei. Oltre a Martora, cosa esiste? Queste robe a Martora? A Martora che era, a 60 anni, Martora che era. Sì, che Martora che era. Ma era un animale di palude o no? No, non è un animale di palude. È un animale di casa. Faina. Faina sotto il fascinare tutta dei casi, che era i fascinari.